Sandro Busetto, il tecnico veneziano dell'Enel, ricoverato in prognosi riservata dopo l'esplosione nella centrale di Suviana. Speranze spente invece per Adriano Scandellari, il corpo dell'ingegnere padovano recuperato al 9° piano della centrale, il cordoglio della politica. Un corteo composto da centinaia di lavoratori ha manifestato nel pomeriggio a Marghera davanti alla sede di Confindustria insieme a CGIL e UIL per dire basta alle morti sul lavoro. Siamo pronti a bloccare via Milanese, è ora di finirla. Sempre più esasperato il titolare della carrozzeria in via Giustizia Mestre annuncia battaglia all'indomani dell'ennesimo atto vandalico. Il rafforzamento degli scambi del Veneto e dell'Italia con la Cina al centro di un incontro tra il vice premier Tajani e il ministro del commercio cinese H. Foscari. Mattinata di passione per gli utenti del trasporto pubblico locale a Venezia. Nella navigazione l'adesione dei lavoratori allo sciopero si ferma al 60%, punte del 60% nel settore automobilistico. Ha rispettato le attese l'8ª edizione del Venice Night Trail, che ha visto correre per Venezia di notte oltre 5.000 atleti, molti provenienti anche dall'estero. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. Lo avete sentito dai titoli, purtroppo il corpo ritrovato al 9° piano sotterraneo della centrale idroelettrica di Suviana è quello di Adriano Scandellari, l'ingegnere padovano di 58 anni residente a Mestre. Rimangono invece stabili le condizioni di Sandro Busetto, il tecnico veneziano rimasto ferito a Suviana. Ustioni gravi sul 40% del corpo e una piccola emorragia cerebrale da scoppio, anche se a preoccupare maggiormente sarebbero i fumi inalati durante l'incendio. Sandro Busetto, il tecnico veneziano dell'Enel coinvolto nell'esplosione della centrale di Suviana, rimane ricoverato in prognosi riservata al reparto grandi ustioni dell'ospedale di Pisa, dove era stato trasferito martedì sera in condizioni molto serie. Busetto è un tecnico estremamente esperto. La moglie, che ha raggiunto la Toscana assieme ad altri familiari, non sa spiegarsi cosa possa essere accaduto. Se avesse saputo che qualcosa non tornava, avrebbe trovato il modo di sistemarla, ha detto. È una tragedia immane, una tragedia che deve essere chiarita fino in fondo. Ci introduce il tema delle morti sul lavoro, però è altrettanto vero che qui sembra che la dinamica sia una dinamica veramente importante, che forse i feriti, se riusciranno, magari riusciranno a darci anche la loro versione dei fatti. Detto questo, si pone un interrogativo su tutto quello che sono le morti sul lavoro. Su cosa è accaduto ovviamente saranno poi i tecnici nominati dalla procura a evidenziare cosa è accaduto. Io una mia idea me la sono fatta, però ovviamente non essendo stato sul posto, non avendo visto nulla, non è che posso dichiarare. C'è già troppa gente che dichiara pur non avendo le competenze. In queste ore il Veneto è scosso dalla notizia del ritrovamento del corpo del tecnico padovano Adriano Scandellari e Venezia attende con apprensione notizie sulle condizioni del suo concittadino. I 35 anni di lavoro con l'Enel avevano portato spesso Busetto lontano dalla città, con la quale ha comunque sempre mantenuto, oltre alla residenza, un rapporto strettissimo, come la passione per le immersioni che ne ha fatto un istruttore al Club San Marco. Facciamo tutti il tifo per Sandro Busetto, per lui e per gli altri degenti, ha scritto in un comunicato Zaia. Siamo loro vicini nella battaglia per ritornare presto tra le braccia dei loro cari. Obiettivo zero morti sul lavoro, manifestazione nel pomeriggio di lavoratori e sindacati davanti alla sede di Confindustria. Noi oggi siamo qui per uno sciopero nazionale per dire basta morti, basta infortuni. La provincia di Venezia vede in media sull'anno un infortunio ogni 45 minuti. Una vergogna per noi che è inaccettabile, del tutto intollerabile. Non possiamo essere una provincia da primato sugli infortuni. Per questo noi siamo qui per scioperare, per dire basta ai morti, per dire basta alla catena dei subappalti, quella che ha determinato quello che è avvenuto a Firenze ma non solo, e su cui chiediamo al tavolo con il governo interventi immediati. Un corteo composto da centinaia di lavoratori ha manifestato oggi a Marghera davanti alla sede di Confindustria insieme a CGIL e UIL per dire basta alle morti sul lavoro. Era stato annunciato dai sindacati nei giorni scorsi, ma dopo il disastro della centrale di Suviana e il 45enne che ha perso la vita al Teatro Momo di Mestre, si è resa ancor più necessaria. Le ultime morti, quella di Mestre l'altro giorno ci ha lasciato sgomenti e quella di Bologna ieri l'altro ci fa capire che c'è molto da fare. La cultura della sicurezza va fatta in più ambiti, da crearla nelle manifestazioni, nell'assemblea di fabbrica, con le istituzioni, con gli imprenditori e nelle scuole.
Bisogna non creare solo cultura della sicurezza, ma la cultura della vita, e questa noi è la nostra battaglia che non abbandoneremo mai. Ad aprire il corteo i delegati Enel. Bisogna tornare a logiche di investimento, a logiche industriali e superare invece quelli che sono gli atteggiamenti oggi dell'azienda, ma anche del governo, vorrei dire, sulla finanziarizzazione delle aziende, anche comprese quelle di Stato. Quando c'è qualcuno che ti dice fai qualcosa di pericoloso, il lavoratore deve subito fermarsi e non deve farlo più. Io voglio porre un accento su una cosa: tutti questi morti sono come una guerra, pensiamo alle famiglie che perdono un loro caro, le conseguenze sono enormi per la famiglia e durano per anni. Annuncia battaglia il titolare della carrozzeria di Via Giustizia a Mestre dopo l'ennesimo atto vandalico. Non c'è tregua in Via della Giustizia a Mestre. Il titolare della carrozzeria moderna ha subito l'ennesimo atto vandalico che, unito ai furti degli ultimi anni, è arrivato a quota 38. Giocavano con le pietre, avevano le pietre in mano. Io gli ho detto che una volta: ragazzi, state attenti, mi chiedono scusa, non facciamo niente. Ma dopo questi qua, quando hanno preso queste sostanze di droga, di cosa che si fanno, non capiscono più niente e giocano, lanciano le pietre, ne fanno di tutti i colori. Però hanno capito che stamattina non dovevano essere qua. Altre auto danneggiate che l'assicurazione non copre nemmeno più. Stiamo pagando di tasca propria, sta pagando l'azienda, di tasca dell'azienda. Abbiamo 24 dipendenti e, ripeto, in Via Giustizia ci sono 150 famiglie che vivono con il reddito di Via Giustizia. Favaretto ora è arrabbiato più che mai e dopo decine di appelli inascoltati alza i toni. Ho deciso da oggi il drop-in non apre più, perché il blocco io non entrano lì dentro, vanno via. Se non riesco bloccando il drop-in bloccherò Via Milanese. Mi scuso già per il disagio che creerò il traffico, ma non ne posso più. Come ripeto, 150 famiglie hanno mandato militari, ma vogliono fissi qua, devono essere sempre in Via Giustizia. Ma noi chi siamo? Ma chi siamo? Degli stracci? Chi siamo? Noi siamo delle persone umane, c'è gente che lavora, abbiamo 300.000 clienti, ma io mi vergogno. Devo andare via da qua, devo chiudere tutto, mandare a casa tutti i dipendenti, posso anche farlo. Posso permettermelo anche di farlo, però no, penso che sia giusto, penso che sia una vergogna per le istituzioni non riuscire a risolvere questa cosa. Ci sono caserme vuote, metteteli dentro, oppure portateli negli ospedali. Questa gente va ricoverata, perché sono tutta gente che ha problemi, e va difesa e recuperata, perché io non sono contro di loro, sono contro chi non riesce a gestirli. E lancia l'ennesimo appello alle istituzioni. Bisognerebbe che venissero a vedere cosa sta succedendo. Magari vengono, che io non li vedo, non dico che non vengono, però si devono rendere conto. Ma perché dobbiamo pagare più di 2 milioni di euro di danni? Chiederemo i danni, adesso se va avanti così i danni li chiederò allo Stato, prima di tutti al Comune, perché la proprietà qui c'è il Comune che gestisce. Non è possibile una cosa del genere. La strada la puniamo noi, perché Veritas pulisce solo la corsia centrale, là c'è sangue dappertutto, è una vergogna. 4 arresti in flagranza, 11 denunce e oltre 200 persone identificate. Il bilancio dei controlli anti-borseggi effettuati dai carabinieri negli ultimi 3 mesi a Venezia. Si tratta di un dispositivo flessibile costituito da pattuglie a piedi in uniforme in borghese che giornalmente viene dislocato nelle aree in cui vengono commessi con maggiore frequenza furti ai danni dei turisti. Oltre ai 4 arrestati, altre 5 persone sono state denunciate per furto con destrezza e 6 per violazione del foglio di via obbligatorio disposto nei loro confronti per reati predatori. Nei guai anche una 23enne straniera sorpresa a Venezia nei giorni scorsi nonostante il foglio di via. Con lei aveva un documento d'identità appartenente ad una turista sudamericana. Incontro a Cafarsetti tra il vice premier Tajani e il ministro del commercio cinese per rafforzare gli scambi tra Italia e Veneto con la Cina. Parleremo anche di un possibile volo Shanghai-Venezia, che mi pare una buona idea. I 2 aeroporti stanno parlando e mi auguro si possa incrementare
il numero delle presenze turistiche in tutto il Veneto. Poi abbiamo di fronte a noi le Olimpiadi, e avere un volo diretto da Shanghai in Veneto mi pare una scelta giusta, ragionevole e utile per lo sviluppo del turismo. Un accordo per un volo diretto Venezia-Shanghai. All'Università Ca' Foscari il vice premier Antonio Tajani incontra il ministro del commercio della Repubblica Popolare Cinese Wang Wentao. Vogliamo che la Cina rimanga il nostro principale partner commerciale in Asia, ha detto Tajani. Le esportazioni continuano a crescere e vorremmo che proseguissero anche gli investimenti cinesi in Italia e in Veneto. Di scambio di merci, di conoscenza, di tecnologia e di cultura col Veneto e con l'Italia parla anche Wang Wentao, citando a più riprese Marco Polo, di cui si commemorano i 700 anni dalla morte. Sullo sfondo però c'è anche una situazione geopolitica difficile in cui non sempre le identità di vedute sono le stesse. Il dialogo è sempre parte importante della nostra politica estera, della politica del G7, non c'è sempre identità di vedute, ma questo non significa che non debba esserci dialogo. E le crisi aperte non sono poche, a partire dalla guerra in Ucraina, per la quale l'Italia si auspica dalla Cina un impegno di mediazione. La Cina può svolgere un ruolo fondamentale soprattutto per cercare di convincere la Russia a non continuare l'inaccettabile guerra in Ucraina. Mi auguro che la Cina non continui a sostenere anche con forniture militari la Russia. Siamo noi per mantenere lo status quo nell'Indo-Pacifico. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, mattinata di passione per gli utenti del trasporto pubblico locale a Venezia a causa dello sciopero generale. Lo scopo della mobilitazione è pienamente riuscito secondo i sindacati. Lo sciopero del trasporto pubblico locale a Venezia ha creato disagi come previsto ai cittadini. L'adesione dei lavoratori a CTV allo sciopero nazionale di trasporti proclamato da CGIL e UIL si è assestato tra navigazione e automobilistico attorno al 50% secondo i sindacati. Una mobilitazione per chiedere anzitutto maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro, come spiega il sindacalista CGIL Giuliano Frate. Protestare contro il continuo stillicidio di morti sul lavoro. Come ben sappiamo, ogni giorno è un bollettino di guerra. Anche come ultimo episodio, la centrale elettrica in Emilia. Lo stop ai mezzi ha creato disagi pesanti soprattutto nei collegamenti acquei, anche perché, essendo lo sciopero inferiore alle 4 ore, i cittadini non hanno avuto garantiti nemmeno i collegamenti con le isole e quindi si sono trovati a disagio senza alcun preavviso. In laguna per circa 5 ore, nonostante lo sciopero sia stato proclamato solo dalle 10 alle 13, i collegamenti sono stati a singhiozzo e senza preavviso. Anche ACTV nello specifico ha scioperato. Al momento abbiamo un'adesione di circa il 30% nel settore navigazione e intorno al 60% nel settore automobilistico. Oltre 5.000 atleti hanno partecipato di notte a Venezia all'8ª edizione della Venice Night Trail. Il trevigiano Giacomo Esposito dell'Atletica San Biagio di San Biagio di Carlalta e la bellunese Francesca Tonin sono stati i vincitori meritatamente incontestati della spettacolare 8ª edizione della CMP Venice Night Trail, il percorso cittadino organizzato da Venice Marathon che ha illuminato Cagli e Campielli, canali in una Venezia per molti sconosciuta e inedita. Un percorso di 16 km che ha attraversato di corsa e di notte ben 51 punti, con arrivo e partenza dal terminal crociere 123 del porto di Venezia. Con una Venezia accogliente, bellissima, e loro sono stati straordinari tutti, dal primo all'ultimo. Devo dire che anche il risultato tecnico è stato molto interessante e alcuni l'hanno interpretato in modo veramente molto serio. Che l'evento funziona, che è apprezzato dalle persone e che ogni anno tornano a iscriversi. Bella la presenza anche di tante persone da fuori il Veneto, da fuori Italia, vuol dire che insomma è apprezzato. È una corsa affascinante. È una corsa rispettosa della città perché è a numero chiuso, è una corsa che si ispira ai dettami di Enjoy Respect Venezia, quindi poi
alla sera a Venezia rivela una parte differente di se stessa e secondo me ancora più bella. La parola ai vincitori di una serata magica. Il percorso già un po' lo conoscevo, anche se era leggermente cambiato, però tutto sommato è sempre quello, bisogna sempre stare un po' attenti tra le calli, le persone che camminano in mezzo, quindi comunque farlo una volta, farlo 3-4 secondo me cambia poco, il percorso è sempre molto bello, Venezia è bellissima. È stato molto emozionante per me, soprattutto perché l'arrivo è stato proprio accompagnato col mio ragazzo che oltretutto mi sta allenando, quindi ancora di più. Poi Venezia per me è sempre magica. L'avevo già fatta nel 2019, ero arrivata seconda, quindi vincere stasera è stato molto importante per me. Siamo in chiusura, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, grazie e buona serata. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave. Bentrovati al meteo. Gli aggiornamenti confermano che il secondo weekend di aprile avrà un sapore da inizio estate. Vediamo intanto il dettaglio di venerdì 12 aprile. Sul Veneto tempo decisamente asciutto e soleggiato, il cielo si presenterà limpido e sgombro da nubi come ci mostra la grafica. Temperature oltre le medie del periodo, minime tra 10 e 13 gradi, massime comprese tra 22 e 25 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole ovunque, cielo in prevalenza sereno o al massimo velato. Temperature minime sui 10-14 gradi, massime sui 22-25 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà decisamente molto soleggiato con poche nubi in cielo. Temperature minime sugli 11-12 gradi, massime fino a 26-27 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave.